Nuovo corso per Lavagna, Mangiante giura fedeltà alla Costituzione, la minoranza abbandona l'Aula sulla nomina del Presidente del Consiglio, tanti cittadini presenti in riunione. Insediato il nuovo Consiglio Comunale a Ne insieme a Francesca Garibaldi, vice sindaco Fabrizio Podestà e l'assessore esterno Maria Stella Mignone. L'opposizione sarà attenta e vigile. Olivetti aperti anche nel Tigullio, promossa dal Consorzio Oleodop, giornata di visite guidate e spiegazioni didattiche sul campo e nei frantoi. Diverse le iniziative proposte nelle realtà del territorio. Atmosfera anni 20 a Chiavari per la manifestazione Glamour promossa dal Tigullio Motor Club. In mostra in piazza Matteotti una quarantina di auto e moto d'epoca. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura la politica amministrativa con la prima seduta del Consiglio Comunale di Lavagna. Di fronte ad un nutrito pubblico si è insediato il nuovo parlamentino guidato dal sindaco eletto Gianalberto Mangiante. La seduta aperta dal giuramento del sindaco ha registrato l'abbandono dell'aula delle minoranze al momento dell'elezione del Presidente del Consiglio. La cronaca nel servizio. Rendo pertanto il giuramento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Con il giuramento del sindaco Gianalberto Mangiante si apre un nuovo capitolo per Lavagna dopo 3 anni di commissariamento a causa dello scioglimento per mafia del comune. Le pagine oscure del passato recente tuttavia riemergono a tratti nelle varie dichiarazioni di voto, sino a portare all'abbandono dell'aula da parte della minoranza al momento della votazione del nuovo Presidente del Consiglio, Matteo Barbieri, delegato al personale. Barbieri viene ritenuto dalle opposizioni incompatibili visto il suo ruolo di legale difensore del fratello Luigi nel processo Conti di Lavagna. Una scelta che tuttavia il sindaco sostiene dandone motivazione. Io qui ritengo, perché sono un professionista, che l'avvocato Barbieri sappia e debba assolutamente tenere separato quello che è l'aspetto professionale dall'aspetto civico a cui è chiamato e di conseguenza sono certo che saprà portare avanti questo tipo di delega. Nelle dichiarazioni dei capigruppo, prima dell'abbandono dell'aula, il desiderio di dar vita ad un nuovo corso nell'attività amministrativa della città, improntata all'ascolto e alla condivisione. Ci permettiamo di indicare al sindaco e alla sua maggioranza quella che riteniamo essere la strada maestra per procedere in questo lavoro di ricostruzione della città. La strada è la partecipazione attiva di tutti i cittadini. E mi auguro in futuro di riuscire ad essere completamente d'accordo con queste scelte. In questo momento mi associo al collega, non sono del tutto d'accordo. Sarebbe opportuno che questo Consiglio, questa maggioranza puntasse sui punti di programma che erano comuni. Su questo, secondo me, sarebbe importante puntare con forza e dare la priorità. L'intenzione manifestata da Gianalberto Mangiante è quella di essere un'amministrazione non ottusa ma aperta, seppur con idee chiare, quindi un impegno personale del sindaco. Cercherò di fare il sindaco non tanto nel senso di farlo a tempo pieno, ma nel senso di farlo per il giusto e per l'esigenza che il ruolo, che mi rendo conto è particolarmente complicato, particolarmente difficile, richiede. Ieri sera è stata la volta del primo Consiglio Comunale anche per Ne dopo le elezioni che hanno rinnovato la maggioranza in Consiglio. Il sindaco Francesca Garibaldi ha prestato il giuramento e poi ha annunciato i nomi della giunta che la affiancherà in questo mandato amministrativo. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Non nasconde la commozione Francesca Garibaldi nel momento dell'insediamento come sindaco del comune di Ne. Alla sua prima esperienza nella politica amministrativa, Garibaldi è chiamata a guidare un comune che con il voto del 26 maggio scorso ha cambiato rotta rinnovando la maggioranza consiliare. Abbiamo cambiato completamente la linea del comune di Ne. La mia è una lista civica fatta da un gruppo di persone che ha a cuore il bene del comune e della nostra valle. Il nostro impegno fondamentale, come abbiamo detto nelle varie frazioni durante la campagna elettorale, è basato soprattutto sul sociale, sulle
Infrastrutture di cui abbiamo bisogno, perché il nostro è un comune vastissimo, quindi abbiamo bisogno di infrastrutture che aiutino la gente a ritornare in valle alla sera dal lavoro e che aiutino la gente a venire a trovarci in valle. Da parte dell'opposizione l'intenzione di mantenere l'impegno preso con gli elettori vigilando sull'operato dell'amministrazione. Abbiamo avuto, direi, un vasto consenso, quindi saremo presenti, vigili, siamo in una fase di riflessione, di ascolto e quindi cercheremo di portare avanti le nostre battaglie, le nostre idee dai banchi dell'opposizione, con coerenza, con onestà e con trasparenza, come abbiamo sempre fatto. Francesca Garibaldi, che ha tenuto per sé le deleghe a bilancio, protezione civile, personale e cave, sarà affiancata dal vice sindaco Fabrizio Podestà, che avrà deleghe ai lavori pubblici, servizi tecnologici, nettezze urbane e attività produttive. Assessore esterno Maria Stella Mignone, con delega a cultura, servizi demografici, urbanistica ed edilizia privata. Lavoreremo tanto sul turismo, su un'enogastronomia che è già presente con i vari agriturismi, con il nostro mercatino agricolo che è un fiore all'occhiello, con gli agricoltori della valle e soprattutto il nostro compito principale sarà quello di aiutare i più piccoli dando più servizi alle famiglie che già abitano qua con noi e aiutando anche quelle che vorranno venire ad abitare e anche aiutando le persone più anziane, la nostra è una popolazione di anziani, con vari servizi anche domiciliari. E con l'inizio della stagione estiva a Sestri Levante hanno preso il via gli interventi di pulizia e disinfezione straordinaria della città con cadenza intensificata. Quest'anno, oltre ai consueti interventi integrativi, l'amministrazione comunale ha previsto una serie di servizi straordinari che entreranno in azione non solo durante il periodo estivo ma anche nel corso delle più importanti festività dei ponti nel corso dell'anno. L'importo complessivo dei servizi aggiuntivi ammonta a oltre 100.000 euro. Dalla settimana prossima il Comune metterà in campo una nuova spazzatrice elettrica manuale che opererà sui marciapiedi della città. È pronta ad entrare in azione anche una macchina dotata di kit di pulizia che opererà secondo un programma settimanale lungo le vie della città e in particolare nei portici. È stato inoltre avviato a maggio, grazie alla collaborazione tra il personale di nettezza urbana e una ditta specializzata, un articolato programma di pulizia del verde che riguarda il taglio dell'erba, la pulizia dei bordi stradali, delle cunette in città e nelle frazioni. Cambia sede l'isola ecologica presidiata di Vico del Bastione a Chiavari. Il Comune, per incentivare la fruizione a partire da lunedì, ha deciso lo spostamento in piazza della Torre. La postazione, presidiata dal personale della cooperativa Maris e nella quale sarà possibile conferire tutti i materiali, plastica, indifferenziato, umido, secco, carta e vetro, sarà operativa tutti i giorni, esclusi la domenica e il venerdì, per permettere lo svolgimento del mercato settimanale con orario dalle 6 alle 11. Ora apriamo la pagina ecclesiale. Questa mattina al santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova si è svolto l'incontro regionale delle famiglie. La proposta di riflessione è stata del nostro vescovo Monsignor Alberto Tanasini, ne è seguito il lavoro di coppia. Oggi pomeriggio alle 15:30 concluderà questo momento di festa delle famiglie la celebrazione dell'Eucaristia che sarà presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco e che sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Ora ascoltiamo Franco Boarin e Antonella Muratore, che sono i responsabili regionali della pastorale familiare. Il Vescovo ha anche detto che il matrimonio non deve essere solo un mero atto burocratico, ma è dare un volto all'amore. Decisamente, se il matrimonio lo consideriamo solo ed esclusivamente come andare a mettere una firma su un registro, possiamo tranquillamente accantonarlo. Il matrimonio è prima di tutto sapere vedere quello che è il futuro. Una volta si parlava di consorti, oggi si parla di coniugi. Coniuge significa unire, consorte significa condividere la stessa sorte, cioè un progetto futuro. Ecco, da quanti anni siete sposati? Proprio mercoledì abbiamo festeggiato i nostri 45 anni di matrimonio. Immagino che forse non è stato facile essere sposati così tanti anni, o è stato facile? Allora, non è sempre stato facile perché ogni coppia attraversa dei momenti di difficoltà, questo è chiaro. Abbiamo
fatto esperienza di cosa significa la presenza di Cristo all'interno del matrimonio, di Dio all'interno del matrimonio, che poi è quello che è sempre fedele, come diceva Monsignor Tanasini prima. Nel momento in cui noi siamo in difficoltà, Dio ci è sempre fedele, ci sostiene. E con ciò anche la bellezza, possiamo dire che nonostante le difficoltà è bello essere sposati, è bello vivere insieme a una persona alla quale si vuole bene, è bello avere avuto una vita così. Ecco, una coppia diciamo esperta come la vostra, come può essere di testimonianza e di aiuto verso i giovani che decidono di sposarsi o che non sanno se sposarsi, convivere eccetera, o le coppie sposate da poco? Beh, intanto non facendo gli esperti, ma semplicemente trasmettendo quello che è cioè, la bellezza, il bello, non negando che ci sono delle difficoltà, che le difficoltà vengono, ma che le difficoltà insieme si possono superare, e soprattutto nel matrimonio sacramento nel quale crediamo è con l'aiuto di Dio, quindi abbiamo un valore aggiunto che può aiutarci, che può sostenerci. Domani Papa Francesco sarà a Camerino nelle Marche per visitare questa comunità profondamente toccata dal terremoto del 2016. Le aspettative degli abitanti di questa parte della regione sono alte, visto che il comune presenta ancora ferite profonde proprio legate al sisma e mai sanate. Il Papa arriverà attorno alle 8:45 e lascerà la cittadina marchigiana intorno alle 15:30. I momenti principali della visita di Papa Francesco a Camerino saranno trasmessi in diretta TV su Telepace, compresa la recita dell'Angelus domenicale. E nella solennità della Santissima Trinità, nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante, si celebrerà anche il santo titolare della Chiesa, un momento di festa particolare che coincide con l'ordinazione a diacono permanente di Giovanni Ranieri. Domani mattina la Santa Messa solenne delle 10 sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini, che conferirà il ministero di diaconato permanente appunto a Giovanni Ranieri. Alle 21 ci sarà il canto del Vespro, la processione con l'Arca del Santo, che concluderanno le celebrazioni. Nella parrocchia di San Tommaso del Curlo a Levi invece si festeggia domani la festa patronale della Madonna del Pianto. Alle 17 la Santa Messa, seguita dalla processione con l'Arca della Madonna e la benedizione eucaristica. Al termine della celebrazione sarà offerto un piccolo rinfresco sul piazzale antistante la chiesa. Oliveti aperti anche nel Tigullio. Per tutta la giornata sono state organizzate visite e spiegazioni didattiche nei frantoi e nelle tenute curate dagli olivicoltori locali per iniziativa promossa dal consorzio Olio DOP. Questa mattina siamo andati a Santa Giulia per seguire i soci della cooperativa Lavagnina. Sentiamo. Risuonano le note delle sinfonie di Mozart tra gli ulivi della collina di Santa Giulia, capita a Lavagna, dove un appassionato olivicoltore, Nino Trifiletti, nel seguire l'esempio di un vigneto in Toscana, ha deciso di prendersi cura anche così delle piante che crescono nel suo oliveto. Una passione che va ben oltre l'aspetto economico, è quello che ha avuto modo di raccontare alle persone che oggi hanno scelto di aderire all'iniziativa Oliveti Aperti, promossa in tutta Italia dal consorzio Olio DOP. Quello promosso dalla cooperativa Lavagnina è solo uno dei tanti eventi che sono stati realizzati anche nel Tigullio. Facciamo vedere tutte le attività che si svolgono in oliveto, quindi la raccolta, la battitura delle olive, la potatura, e facciamo vedere tutte le attrezzature che si utilizzano, e poi facciamo fare anche un piccolo giro nell'oliveto per far vedere proprio tutte le piante, non tutte ma un po' di piante, e poi li portiamo anche in una parte panoramica per fare delle foto, diciamo, del panorama di Lavagna, di Chiavari e di Portofino. Le persone sono interessate, seguono, fanno domande? Sì, sono interessate, fanno domande. Poi stiamo facendo vedere anche i muretti a secco, che è diventato patrimonio dell'UNESCO, muretti a secco che qui ce ne sono parecchi. Poi una volta fatto l'uliveto li portiamo queste persone al frantoio, li facciamo vedere le attività del frantoio, quindi tutte come se avessimo raccolto le olive oggi virtualmente, le portiamo in frantoio e facciamo vedere l'attività, diciamo, del frantoio per dove esce l'olio. Lei è il proprietario di questo oliveto, da qualche anno ha fatto una scelta di vita in questo caso. Sì,
Sì, io ho fatto una scelta di vita, lavoravo in Telecom, poi a un certo punto non mi trovo più bene, quindi ho deciso di comprare questo terreno, diventare olivicoltore e sono produttore di olio anche DOP. Lei cura questo appezzamento anche in maniera particolare, c'è della musica che risuona tra queste piante. Sì, io ho messo Mozart perché ho letto su qualche rivista che le piante hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo, però a 20 è un po' difficile, quindi le piante, essendo diciamo l'essere vivente più antico dell'universo, effettivamente hanno sviluppato dei sensi al di fuori dell'umano, ecco, diciamo, e quindi la musica sicuramente fa bene alle piante. Andiamo ora sul nostro sito teleradiopace.com per parlare di una petizione online per chiedere l'adesione. La raccolta firme è promossa sul sito di charge.org del comitato Tigullio Possibile, che chiede appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ad oggi una persona diversamente abile, una mamma con passeggino od una persona con difficoltà motoria non ha la possibilità autonomamente e facilmente di raggiungere i binari e prendere il treno, spiegano i promotori in una nota. I marciapiedi poi non sono stati adeguati alle altezze delle carrozze attualmente in uso e l'accesso al binario 2 non è garantito da un montascale o ascensore. Lunedì prossimo, a causa di un guasto alla rete di distribuzione, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 8 alle 17 nella zona di Pezzonasca e Moglia Alta nel comune di Moconesi. Il provvedimento è necessario per poter effettuare i lavori di riparazione e sostituzione di alcune tubature danneggiate e sarà tuttavia garantita l'erogazione dell'acqua nella fascia oraria dalle 12 alle 14. Ora sfogliamo insieme le pagine dei quotidiani e poi tutti gli altri aggiornamenti e la pagina delle curiosità. I temi dell'ambiente sulla prima pagina di Avvenire con le parole del Papa chiudendo il convegno del Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Il Papa arruola i petrolieri sul clima, Francesco agire subito per salvare la terra e non far pagare i danni ai giovani. La fotonotizia relativa alla situazione dei migranti, Sea-Watch, ONU e Unione Europea concordi, Tripoli non è un porto sicuro, la nave con 53 naufraghi vaga vicino all'Italia, Salvini a Prodi chiusi. Da Avvenire il reportage da Camerino, la città marchigiana che sarà visitata domani da Papa Francesco, il sisma sembra ieri, tutto fermo nel cuore della città. E poi ancora il richiamo alla beatificazione oggi a Pozzo Maggiore della beata mistica Edvige Carboni, la laica nata in una famiglia povera ebbe visioni e doni soprannaturali straordinari, tra cui le stimati. Andiamo sulla prima pagina del Secolo XIX che invece dedica l'apertura al patto Italia-Francia, Bono, Fincantieri, orgoglio nazionale, la base sarà in Liguria, obiettivo ottenere 5 miliardi di dollari di commesse in 10 anni. La fotonotizia con l'omaggio al Ponte Morandi, Genova canta sotto la pioggia. E intanto c'è la replica del Viminale, in presenza di amianto nessuna deroga, detriti del ponte, Salvini contro Costa, grave se il Ministero rallenta i lavori. In tema di lavori vediamo l'inchiesta su Rapallo, noi abbiamo agito in totale regolarità, così la direttrice del porto, circa le indagini sullo smaltimento degli yacht che erano affondati al largo di Rapallo, benvengano le indagini, il sindaco a disposizione delle autorità, ma il comune è del tutto estraneo. E ancora dal Secolo XIX la prima seduta del Consiglio Comunale dell'era Mangiante giura tra le polemiche, ieri l'insediamento in comune, prima riunione di Consiglio con toni accesi per la nuova amministrazione, Stefani, Corsi e Di Martino contro la nomina di Barbieri a presidenza e personale. Ancora del secolo XIX, rifiuti, differenziata ferma al 55%, Rapallo i nodi irrisolti, già nel 2012 l'obiettivo era quota 65. Per il Levante Sport una notizia che riguarda l'Entella, il vero patrimonio sono i giovani, dopo Keita e Zaniolo, adesso l'uomo mercato è Motta.
andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti. Per noi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. La cronaca, questa notte c'è stato un incidente a Carasco, in località Santa Maria di Sturla. Un'auto si è scontrata contro una moto. Nell'impatto sono rimasti feriti un uomo e una donna. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze della Croce Verde di Carasco, l'automedica Tango 1 da Rapallo del 118 e quella anche di Chiavari, il Tango 2. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. È tutta la linea. Bene, grazie. E ora veniamo a Chiavari. Chi si è trovato questa mattina a transitare in piazza Matteotti sarà rimasto sicuramente incuriosito dall'atmosfera anni 20 ricreata dalla mostra di una quarantina di auto e moto d'epoca. L'iniziativa Glamour è promossa per il 2° anno dal Tigullio Motor Club. Vediamo. Quasi 40 tra moto e auto i mezzi d'epoca in bella mostra in piazza Matteotti a Chiavari, con tanto di equipaggi vestiti a tema. Per il 2° anno la magia degli anni 20 e 30 ha saputo richiamare nel Tigullio tanti appassionati provenienti anche da fuori regione. Vengono da Genova, da Reggio Emilia, da Carpi e da Spezia e soprattutto anche qui del Golfo Tigullio. Che mezzi abbiamo? Qualche chicca? Abbiamo delle chicche, c'è la 501 Fiat, c'è la 508, la 509, c'è una Cadillac del 34, ci sono 2 pezzi rarissimi di sidecar, uno del 19 e uno del 16 e soprattutto quello del 16 era un taxi di Savona. Cosa nasconde la passione dietro alle 2 ruote e alle 4 ruote d'epoca? La passione di un ricordo della nostra infanzia, perché soprattutto sono meccanica diversa, cose che non si potranno più vedere solamente per merito dei appassionati, che uno può vedere queste cose qua. I mezzi, tirati a lucido e perfettamente funzionanti, in mattinata hanno sfilato per le vie di Chiavari per fare il ritorno in piazza Matteotti, dove già dalla prima mattinata sono state centinaia le persone che incuriosite si sono avvicinate alle auto e alle moto per una fotoricordo. Una manifestazione organizzata per il 2° anno dal Tigullio Motor Club, realtà che conta centinaia di iscritti in tutto il territorio. Il nostro motoclub comporta circa 600-700 soci. Poi non organizziamo solo questa, organizziamo anche la Mare Monti, organizziamo la notturna e poi facciamo delle manifestazioni, facciamo gli auguri in piazza a Chiavari, facciamo la moto Befana a Sestri, è tutta un'organizzazione di passione. Per chi avesse perso l'opportunità questa mattina, ricordiamo che anche nel pomeriggio le auto rimarranno in piazza Matteotti, ci sarà anche la sfilata. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.